Mister Alessandro Silboni, tecnico del Prodecco Calcio Montello, al termine della finale regionale di prima categoria, vinta 3-1 sul Calcio Tezze. Mister, è stata sicuramente una stagione fantastica per voi, vittoria del girone, e questa sera insomma nella finale regionale portate a casa questo trofeo che comunque corona appunto un campionato, un'annata fantastica per voi. Sì, un anno fantastico con delle persone fantastiche. E credo che questa sia la chiusura del cerchio di questi 2 anni, perché un allenatore che inizia a allenare come me e che in 2 anni fa 2 colpi così, bisogna solo essere orgogliosi. Credo che il grande merito sia dei ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta, con l'orgoglio, con la fame, con la cattiveria, con quei valori che ci hanno contraddistinti tutto l'anno, di fare le cose fatte bene, insomma, ecco. Paolo Zanardo, attaccante del Prodecco Calcio Montello, bomber e match winner di questa sera nella finale regionale di prima categoria, vinta 3-1 sul Calcio Tezze. Paolo, è stata una bellissima partita in cui probabilmente avete dimostrato di avere qualcosa di più dell'avversario. 2 gol tuoi, uno più bello dell'altro, insomma ne potevi fare forse anche qualcuno in più, ma insomma rimane una serata fantastica per voi. No, indubbiamente rimane una serata fantastica, anche perché ci siamo ripresi la rivincita della semifinale di Coppa Italia che lì purtroppo è andata meglio a loro, però sì, sono contento, ero già contento della vittoria del campionato, questa è una ciliegina, poi potevo fare sicuramente più gol, ma ogni tanto provare qualche pallonetto, qualche colpo di tacco è anche sintomo di divertimento e di divertirsi, perché comunque giocare a calcio è sempre un divertimento, quindi si provano anche quelle cose lì. Poi vanno bene, vanno male, ma l'importante insomma è che abbiamo vinto 3-1. Paolo Castaman, tecnico del Calcio Tezze, al termine della finale regionale di prima categoria, vinta 3-1 dal Prodecco Calcio Montello. Mister, sarebbe stata la ciliegina perfetta sulla vostra torta, che rimane comunque fantastica, ottima. Vittoria della Coppa Veneto, vittoria del girone di campionato. Questa sera forse il Prodecco ha meritato qualcosa di più, rimane comunque, come hai detto, i complimenti per questa stagione fantastica. Tanto faccio i complimenti al Prodecco, grande squadra. Come è una grande squadra il Tezze, credo che stasera siano affrontate 2 squadre molto forti. Ha vinto il Montello con qualche rammarico, però hanno meritato per la stagione che hanno fatto anche loro, e io devo solo dire grazie ai ragazzi perché sono stati immensi anche stasera, gambe, tecnica. Poi le partite si vincono e si perdono, però non possono recriminare nulla e non possono rimproverare nulla alla squadra. Faccio i complimenti a Prodecco di nuovo e a mister Silboni. E speriamo per il prossimo anno di fare altrettanto bene come quest'anno. Matteo Lucarda, difensore del Calcio Tezze, al termine della finale regionale del campionato di prima categoria, persa 3-1 nei confronti del Prodecco Calcio Montello. Matteo, l'avevate sbloccata con un tuo gol di testa sul calcio d'angolo, sembrava insomma essersi messa bene la partita, poi è venuto fuori il Prodecco che forse nel complesso ha meritato di più la vittoria. Però insomma, al di là di questo, avete vinto la Coppa Veneto, siete arrivati i primi nel girone, siete arrivati questa sera fino a qui, una grandissima stagione per voi. Sì, stagione indimenticabile, siamo arrivati in fondo a tutti i campionati, Coppa, campionato, finali. L'avevo sbloccata, ci credevamo, forse loro ne avevano qualcosa in più e poi i numeri lì del loro attaccante hanno fatto la differenza poi alla fine dei conti.